Quest'oggi mi ha scritto, lo dico caro amico Rosario, Ermanno Drigo, che era candidato anche lui alla carica di sindaco, no? Sbaglio? No. Hermes Drigo. No, No, non candidato. Forza Porto, chi era? Dreon. Armando Dreon. Armando, ecco sì. Bene. Ha scritto anche a me. Allora, Tra l'altro è venuto a trovarmi prima che iniziasse la diretta. Ecco, allora io farò, quando e se lo vorranno, il faccia a faccia, nel senso per capire, tra il già sindaco Antonio Bertoncello e il già esponente della maggioranza che, se non vado errato, come si chiama, Rosario? Tabaro. Il dottor Tabaro. Per me gli altri sono ex candidati alla carica di sindaco che comunque non hanno avuto quel voto necessario per diventare sindaco e poi essere estromessi o detenere la maggioranza e alla fine essere tutti commissariati. Io vengo a Portogruaro per quelle due persone, il resto è vita. 2 minuti, grazie. Noi con Lucio Nardelli volevamo proprio parlare di come forse manchi una voce importante per il cittadino a Portogruaro. Secondo il mio punto di vista, e mi fa piacere anche quello che diceva l'amico direttore Gigi poco fa, il fatto che si possa comunque anche sentire un po' le voci di coloro che sono candidati, che si erano in qualche modo impegnati per gestire il futuro del comune di Portogruaro. Ecco, quello che manca oggi indubbiamente manca il dibattito politico, non c'è una carenza, c'è una situazione di totale assenza di dibattito politico, si va avanti con delle schermaglie che più delle volte vengono fatte su questioni di estrema banalità e non si parla di quello che dovrebbe essere il vero futuro di questo comune. È vero che siamo appunto in una situazione venutasi a creare abbastanza difficile, nel senso che non era pensabile prima, la gestione commissariale, la situazione come è andata a livello elettorale, però il dibattito politico oggi non c'è ed è una carenza di tutte le forze politiche evidentemente. Io auspico che almeno ci sia una spinta da parte di qualcuno, di qualche forza politica, anche le stesse associazioni che comincino a creare occasioni di dibattito, di riflessione e di capire dove vogliamo andare rispetto al futuro di questo nostro territorio, ricordando che Portogruaro è pur sempre il centro del capoluogo del mandamento. Non una frazione di San Donà come dice Bertoncello? Non una frazione di San Donà e non dovrebbe essere, non lo è. Io credo che anche sia ora anche un po' di smetterla con questa questione della rivalità Portogruaro e San Donà di Piave, perché poi la debolezza scusi, la debolezza più del vera... 50% al ballottaggio per la provincia ha scelto il sindaco di San Donà? Vabbè, sì, se la vogliamo mettere così, secondo me ha scelto il presidente della provincia più che il sindaco di San Donà. Io dico che la debolezza di Portogruaro in modo particolare è sempre stata questa, cioè quella di fare del vittimismo esasperato, una volta contro San Donà, una volta contro Pordenone, senza riuscire mai a decollare. Oggi siamo in una situazione in cui rischiamo ancora una volta di trovarci in questa situazione, di sprofondare in questa situazione, se qualcuno non ha uno scatto d'orgoglio che dovrebbe averlo, proprio approfittando anche di questa gestione commissariale che impone magari anche un momento di riflessione. Bene. Grazie Leonardelli, in linea. Grazie a Lucio. Allora,